Rieccoci cari telespettatori, come vi avevo preannunciato altri temi importanti e altri ospiti. Andiamo subito al dunque. Ben arrivato il dottor Francesco Menzella, grazie di essere qui con noi, Buonasera. che è direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia ospedali Montebelluna e Castelfranco e del Dipartimento dell'area critica dell'URSS 2 Marca Trevigiana. Molte grazie, grazie anche naturalmente alla collaborazione di FNP CISL e abbiamo in rappresentanza naturalmente Gianni Fabian, perché è segretario regionale FNP CISL del Veneto con delega al sociosanitario. Buonasera. Avrete capito, parliamo di un argomento molto importante, soprattutto per chi, non solo per i più giovani, bambini eccetera, perché vabbè, sono seguiti opportunamente, ma per le persone sole, le persone più anziane, per chi è più fragile. Quindi l'argomento è pneumologia e tutte le patologie che possono essere correlate. Partiamo subito a bomba. Perché vi sta così a cuore questo tema? Voi avete trattato più volte tematiche relative alla salute, che coinvolgono ovviamente in modo particolare anche i pensionati. Dopo entreremo sulla tematica medica con il dottore. Allora, come lei ben sa, perché siamo ospiti ormai nelle sue trasmissioni da qualche anno, noi abbiamo proprio come obiettivo il tema dell'invecchiamento attivo. L'invecchiamento attivo passa anche attraverso queste scelte, diciamo, di vita e naturalmente quindi tentiamo di condividere con i professionisti a turno, quelli che gentilmente come il dottor Menzella danno la loro disponibilità ad aiutarci per affrontare meglio i temi per i nostri anziani. Questo, in questa stagione soprattutto, è un tema a cui teniamo particolarmente perché il tema influenza purtroppo, e dico sottolineo purtroppo, oltre che a colpire i più piccoli, solitamente fa una grande incetta di clienti anche negli ultra 65 anni e questi sono temi che noi trattiamo e abbiamo come obiettivo come Federazione Pensionati. Grazie segretario, dottore. Purtroppo tutti quanti noi abbiamo delle persone che ci sono più o meno vicine, anziane, che già all'inizio di quest'anno ci hanno lasciato per conseguenze di malattie respiratorie o influenzali, polmoniti in modo particolare. Sembra quasi tra virgolette una pandemia, però le conseguenze sono estremamente gravi. Quali sono queste malattie respiratorie? Quindi cosa si occupa un pneumologo? La pneumologia è una disciplina molto vasta, è una disciplina che si occupa di un ambito che riguarda l'apparato respiratorio in senso lato, quindi abbiamo citato le malattie infettive, delle alte, soprattutto basse vie respiratorie, ma durante il Covid poi è venuta fuori in tutta la sua importanza questa disciplina perché si è occupata di un problema emergenziale pandemico mai vissuto prima. In realtà noi viviamo tutti gli anni con l'influenza che ha citato dei periodi epidemici più o meno intensi che quasi sempre vengono gestiti in modo domiciliare o ambulatoriale, ma talvolta si complicano. Ecco, in quei casi la figura del pneumologo è importante. Come medici dell'apparato respiratorio noi tendenzialmente ci occupiamo sì appunto di infezioni, ma di tante altre condizioni molto diffuse nella popolazione generale di tutte le età, quindi non soltanto nella popolazione più anziana, ma anche nei giovani, nei giovanissimi, anche nell'età pediatrica, perché si parla di asma, per esempio, quindi asma allergica e non, nelle fasi più avanzate della vita la broncopneumopatia cronico ostruttiva, che è un acronimo definito come BPCO, un po' complesso, ma anche questa è una condizione molto prevalente. Vediamo una slide magari della nella regia, nostra popolazione. Parliamo di polmoniti, che è la stagione giusta, anche se poi in realtà le polmoniti non hanno una vera e propria stagionalità, perché anche d'estate noi viviamo nei nostri ambulatori, nei nostri reparti, questa patologia che diciamo è molto frequente anche per non so, colpi d'aria, aria condizionata, sbalzi di temperatura, mentre nella stagione fredda più da un punto di vista infettivo virale, batterico o entrambi, una sovrainfezione. Ci sono le condizioni alle alte vie aeree, come si vede in questa slide, che il pneumologo non gestisce direttamente, ma che può gestire quando queste poi scendono, per così dire, verso le basse vie aeree, perché questo spesso capita, quindi una tracheite, una laringite, un problema nelle alte vie come una rinosinusite che si può complicare nell'allergico, nell'asmatico, nel broncopneumopatico in senso lato in una condizione più bassa, quindi una bronchite semplice
semplice piuttosto che una bronchite più complessa che può portare poi alla necessità di cure specialistiche più o meno intensive. Nella pneumologia poi ci sono delle competenze di tipo interventistico, quindi penso alla diagnostica delle patologie oncologiche polmonari con la broncoscopia, che è una procedura di tipo endoscopico, diciamo minimamente invasivo, ma comunque prevede l'introduzione di uno strumento a fibre ottiche con una telecamera e un monitor che ci serve per campionare all'interno dei polmoni delle zone anatomiche, linfonodi piuttosto che tessuto polmonare o bronchiale, per cercare di ottenere delle diagnosi appunto di patologie oncologiche piuttosto che infettive, infiammatorie e immunologiche. Sono stati fatti dei progressi in quest'ambito? Ci sono stati dei grandissimi progressi in questo ambito, tant'è che questo tipo di approccio mini-invasivo endoscopico evita in molti casi la necessità di interventi chirurgici, quindi ci permette di arrivare a diagnosi prima, meglio e anche in modo più sicuro e confortevole per il paziente. Ci occupiamo di ventilazione meccanica, pazienti che hanno quelle grosse crisi respiratorie per cui è necessario il cosiddetto ventilatore polmonare, che è un supporto importante che non solo durante il Covid, ma anche in questi periodi di influenza, di gravi polmoniti che questa influenza di quest'anno determina, ci aiuta in molti casi a tirare fuori i nostri pazienti da condizioni veramente di difficoltà, di criticità e a volte anche il rischio stesso della vita del paziente. Ci sono condizioni molto comuni come la sindrome dell'apnea del sonno, un'altra patologia molto prevalente, molto diffusa nella popolazione generale, adulta, ma anche in minor misura pediatrica. Quindi la pneumologia è una disciplina trasversale che si occupa veramente di un numero svariato e molto eterogeneo di condizioni che riguardano tutte le età della vita sostanzialmente. Certo. Ma quando è che una persona, noi qui stiamo vedendo anche delle immagini in cui uno si può rivedere, perché tante volte abbiamo gli eccessi di tosse, queste influenze, queste cose, ecco, deve recarsi dal pneumologo. Sa perché glielo chiedo? Perché dice, il medico di medicina generale sarà colui che purtroppo nei territori regionali nostro non avremmo mai pensato, ma ci troviamo tante volte delle persone anche anziane scoperte, cioè senza possibilità di accedere al medico di medicina generale perché lo sappiamo, non ci sta a discutere queste cose, e quindi prevale il cosiddetto fai da te, supportati da tanti ausili anche dell'intelligenza artificiale, quindi vabbè. E quindi quando è che invece diventa importante non trascurare che non è un normale decorso influenzale, ma bisogna andare dal pneumologo, perché altrimenti si rischia, e purtroppo tanti hanno rischiato, ma è andata male. Certo. Allora, dal punto di vista del sintomo che lei ha citato, quindi la tosse, che è un sintomo molto comune, che è un riflesso poi proprio del nostro sistema difensivo respiratorio per cercare di espellere muco, ma anche corpi estranei, per esempio, quindi la tosse è un riflesso. La tosse si attiva in una condizione infettiva come l'influenza o una delle tante virosi che circolano in questo periodo dell'anno. Non c'è solo l'influenza, ci sono i virus dei raffreddori, i rinovirus, ci sono tante altre patologie virali o batteriche o spesso una miscellanea delle due che possono determinare tosse. La tosse può essere una tosse secca, stizzosa, può essere una tosse produttiva, quella che viene denominata comunemente tosse grassa. Ecco, in una condizione virale come può essere un'influenza non complicata da un'evoluzione respiratoria più difficile da gestire, piuttosto che un raffreddore che può dare una tosse, la tosse può essere determinata o appunto da un'irritazione alle alte vie aeree, come abbiamo visto appunto nella slide che è stata proiettata, o a volte un'infiammazione nelle basse vie aeree. Che è quella più pericolosa. Che è quella più complessa da gestire, non necessariamente pericolosa, perché tante volte le virosi possono complicarsi, quindi con una tracheobronchite o una bronchite che fa fatica a risolversi. Ora, quindi lei mi chiedeva come gestire dal punto di vista dell'approccio medico piuttosto che di autogestione. Ecco, se la tosse, che è una condizione transitoria quando c'è una virosi, tende a passare nel giro di pochi giorni... Vuol dire quanto circa? Non più di una settimana, direi orientativamente, non più di 4, 5, 7 giorni. Se la tosse non tende a migliorare con sedativi della tosse in caso di tosse secca stitosa piuttosto che mucolitici, quindi per sciogliere il muco, tende a persistere o a peggiorare o a aumentare anche come caratteristiche dell'espettorato, del catarro, che magari da bianco tende ad avere colori sempre più scuri, dal giallo, giallastro, marrone, verde, quindi quello significa che c'è
un'intercorrente anche infezione batterica, quindi se il muco vira di colore, noi le chiamiamo caratteristiche reologiche dell'espettorato, quindi aumenta di quantità e cambia di colore in senso peggiorativo, anche quella è un'indicazione che sarebbe importante un approccio medico, che quindi può essere in prima linea il medico di medicina generale, quando questo è disponibile, quando questo riesce a gestire il problema, altrimenti la gestione ospedaliera, quindi ambulatoriale nella stragrande maggioranza dei casi, per valutare il tipo di terapia, invitando chiaramente i pazienti a non automedicarsi, soprattutto non automedicarsi con gli antibiotici. Questa è una cosa che è bene precisare, perché molti ovviamente, noi non compriamo l'antibiotico come magari sarebbe giusto fare 7 antibiotici, 7 pastiglie, perché no, ci danno la scatola ne ha sicuramente di più, quelli che restano poi la persona fa il fai da te e quando sta male si prende l'antibiotico, anche lì facendo la mezza cura, non quella completa, e abbiamo questi famosi casi di antibiotico resistenza. Lo faccia capire lei quanto è importante non abusare. Cerco di spiegarlo nei termini più semplici possibili. Allora, lei ha citato l'antibiotico resistenza. L'antibiotico resistenza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è l'organo più importante al mondo che si occupa della salute delle persone, è stata classificata come un'emergenza internazionale, globale sostanzialmente. Questo perché? I motivi sono svariati. Il primo è che da molti anni noi non abbiamo nuove classi di antibiotici. Gli antibiotici non sono tutti uguali, ci sono molecole diverse che hanno indicazioni diverse, appunto. Per tornare alla slide delle alte e basse vie aeree, antibiotici per infezioni delle alte vie aeree piuttosto che delle basse vie aeree, a volte alcuni sono gli stessi, può cambiare la posologia, cioè la quantità per esempio di compresse che io devo prendere nella giornata e la durata del trattamento stesso, ma può essere diversa anche la molecola da utilizzare, perché non tutti gli antibiotici riescono a gestire la stessa patologia, la stessa infezione nello stesso modo, quindi e anche per il paziente che abbiamo davanti, sulla base anche delle patologie che il paziente porta con sé. Un paziente giovane che ha fatto pochi antibiotici nella vita potrà utilizzare farmaci, diciamo, non particolarmente impegnativi dal punto di vista della molecola che noi andiamo a somministrare, quindi di utilizzo anche domiciliare, come può essere un'amoxicillina, un'azitromicina, che sono classi antibiotiche diverse ma di uso comune a casa. Quello che però è importante è che la prescrizione avvenga sempre da parte di un medico, che sia il medico di medicina generale piuttosto che uno specialista. Anche se a casa si ha già le pastiglie. Corretto, mai gestire da solo in autonomia la prescrizione e l'automedicazione con l'antibiotico, perché non si può avere contezza del tipo di patologia che noi abbiamo in quel momento contratto, o noi o un nostro familiare, certo, di quanto antibiotico prendere, di quale antibiotico prendere. Gli antibiotici tra l'altro vanno utilizzati esclusivamente per infezioni batteriche, mai virali, se sono esclusivamente virali, quindi l'influenza non si cura con gli antibiotici. Questo va detto, ribadito, lo si dice da anni, decenni, anzi, però purtroppo molte persone appena iniziano ad avere la febbre assumono appunto in autonomia l'antibiotico. Questo è un errore, perché si genera antibiotico resistenza, cioè vuol dire una pressione selettiva, noi andiamo a uccidere i germi sensibili a quell'antibiotico, ma gli altri sostanzialmente non hanno più una vera competizione nel nostro organismo, che diciamo, noi siamo pieni di batteri, noi viviamo insieme ai batteri, molti di questi batteri sono benefici, sono essenziali per la nostra vita. Noi andiamo a uccidere quelli buoni e facciamo sopravvivere quelli cattivi, che diventano sempre più resistenti a questi antibiotici, perché in quel momento il nostro organismo non aveva bisogno di un antibiotico, non c'era un'infezione batterica, quindi non c'era una prevalenza di un ceppo batterico, ma andiamo quindi a uccidere quelli che ci servono, per esempio nel nostro intestino, quindi banalmente compare una diarrea, ma quindi compaiono altre il microbiota condizioni. intestinale viene impoverito, Esattamente. quindi le difese immunitarie si abbassano. E poi c'è una pressione selettiva, perché vanno a predominare, a vincere i germi resistenti verso quella classe di antibiotico che noi iniziamo a perdere nel nostro organismo come sensibilità, diventiamo resistenti, e più antibiotici usiamo e peggio li usiamo, più nel tempo diventiamo resistenti a diversi antibiotici. C'è una resistenza batterica che ha vari livelli, che si misura anche dal punto di vista laboratoristico, ma non solo, e quindi man mano che perdiamo antibiotici siamo sempre più in difficoltà nel curarci nel corso della nostra, si spera, lunga vita. Certo. Di conseguenza perdiamo delle armi che ci possono permettere di vivere
meglio di più e dobbiamo poi ricorrere a farmaci sempre più complessi, più costosi e spesso di utilizzo solo ospedaliero. Ecco, un paziente, qui stiamo parlando appunto di anziani, di pensionati, che ha pluripatologie, che ha più esposizioni e quindi necessita di più cure o ha avuto anche ricoveri ospedalieri, quindi somministrazione anche di antibiotici, eccetera. Grande attenzione sono quelli che purtroppo hanno un'incidenza di decesso maggiore. Come comportarsi in questi casi e in quanto tempo il nostro organismo, anzi l'organismo della persona anziana, smaltisce l'antibiotico? Perché anche lì, cioè, in un anno possono capitare più situazioni. Allora, la risposta rispetto a quanto tempo ci vuole per smaltire un antibiotico non è una risposta che può avere un numero preciso, mi spiego anche meglio. Dipende molto dall'antibiotico che abbiamo usato. Ci sono antibiotici che si chiamano tempo dipendenti, quindi vanno somministrati ogni 8 ore, penso all'amoxicillina, per fare un nome, che va somministrata ogni 8 ore. Altri antibiotici che sono concentrazione dipendenti, vanno più nel tessuto e dipende da quanto antibiotico, da quanta molecola abbiamo nel tessuto che è il target, quindi è, diciamo, l'obiettivo del nostro trattamento. Classico, l'intervento chirurgico. Un intervento chirurgico toracico piuttosto che addominale, anche lì cambia l'antibiotico che noi dobbiamo utilizzare, anche il modo in cui lo somministriamo. Quindi dipende molto dalla somministrazione, dal tipo di molecola, dal metabolismo anche del paziente, quindi un antibiotico tempo dipendente come una penicillina è molto più rapido nell'essere smaltito rispetto a un antibiotico concentrazione dipendente, spesso di uso comune come l'azitromicina, il famoso antibiotico dei 3 giorni. Perché 3 giorni? Perché ha una formulazione a rilascio ritardato, si chiama depot, c'è un rilascio che ogni compressa dura 3 giorni sostanzialmente, quindi fare 3 giorni di antibiotico è come farne 9 in realtà di un antibiotico standard. Quindi in quel caso, perché i nostri tessuti si liberino, metabolizzino del tutto le molecole assunte, necessitano chiaramente di ben più tempo, quindi alcune settimane in generale, comunque non meno di un paio di settimane, mentre una penicillina pochi giorni. Va anche detto un'altra cosa, che quando noi facciamo più cicli di antibiotico in un anno, come ha detto lei poco fa, è importante ruotare gli antibiotici, le famiglie, le classi di antibiotici. Dicevo che ci sono tanti antibiotici diversi. Questo perché se io utilizzo un antibiotico in un intervallo di tempo inferiore ai 3 mesi, anche questo lo dice l'OMS, non dovrei utilizzare la stessa classe di antibiotico. Quindi ci deve essere un coordinatore che ha conoscenza di quale antibiotico è stato utilizzato in un ricovero ospedaliero, anziché dopo in una prassi normale di cura di un altro problema, giusto? Giustissimo, corretto. Noi assistiamo spesso a pazienti che arrivano nei nostri ambulatori, nei nostri reparti, che ci riferiscono che hanno assunto nel corso degli ultimi 1, 2, n anni sempre lo stesso antibiotico perché ho avuto la bronchite, ho avuto la sinusite, ho avuto questo, il mio medico mi ha dato sempre l'amoxicillina piuttosto che sempre una cefalosporina, ma ignorando a volte queste norme che possono sembrare elementari per una persona che è chiaramente consapevolezza e competenza clinica, appunto della necessità di cambiare la classe di antibiotico, non soltanto la molecola ma proprio la classe di antibiotico per evitare l'antibiotico resistenza, per l'appunto questa pressione selettiva verso i germi, quindi cercando di utilizzare molecole che hanno caratteristiche diverse di tipo terapeutico, quindi come profilo terapeutico di queste molecole, non cambiare la classe di antibiotico genera anche questo un rischio, oltre che di una minore efficacia del farmaco stesso, del ciclo di antibiotico stesso, anche di un rischio appunto di effetti collaterali e di antibiotico resistenza, quindi è necessario utilizzare poi più linee di antibiotici o antibiotici in combinazione nello stesso momento. Assolutamente. Ne risentite questo problema voi che... Lo sentiamo, sì, tant'è che siamo qui stasera. Per noi invecchiare in salute è determinato e per poter invecchiare bisogna appunto avvalersi di questi suggerimenti e di questi consigli che però bisogna seguire attentamente perché i professionisti lo fanno bene, fanno il loro lavoro, anzi noi adesso accogliamo anche, speriamo, in questi giorni è cambiata anche a livello regionale il governo, speriamo che cambi qualcosa perché noi abbiamo anche un problema, oltre che avere dei professionisti bravi, per noi è difficile avere l'accesso a questi professionisti perché con le liste d'attesa, con i carichi di lavoro che sono costretti a sopportare, soprattutto negli ultimi anni. Ricordo che fortunatamente noi invecchiamo
e invecchiamo sempre di più, però di pari passo non c'è stata un'evoluzione anche organizzativa nei nostri ospedali, nelle nostre strutture, anzi direi che c'è stato un impoverimento di professionisti e questo non si sposa con l'andamento demografico che in questi anni noi fortunatamente andremo ad affrontare. Certo. Serve sempre un filtro perché voi dovreste curare la fase di acuzie e il filtro dovrebbe essere la medicina generica, insomma, che in qualche modo sopperisce. Medicina del territorio. Del territorio. Sì. Prevenzione è importantissima. Ne parlavo io col segretario fuori onda prima, si parlava di tantissimi casi influenzali di vaccino. C'è paura del vaccino. Allora, che è il capitolo vaccini? Cosa ci Il capitolo vaccini è un capitolo spinoso, è un capitolo che è sempre stato molto dibattuto, ingiustamente, devo dire. Il segretario prima citava che la nostra vita nel nostro paese negli ultimi 50 anni si è allungata tantissimo. Noi abbiamo un'aspettativa di vita in questo momento in Italia intorno agli 85 anni, una delle aspettative più alte al mondo. Per dire, un paese evoluto come gli Stati Uniti ha 10 anni meno di noi, perché non ha un sistema sanitario universalistico, perché c'è difficoltà d'accesso alle cure, stili di vita sbagliati, minore prevenzione. Qui entriamo anche nell'ambito non solo dei vaccini, ma anche dello stile di vita. Magari dopo facciamo qualche cenno anche a questo riguardo, che è estremamente importante nella prevenzione primaria delle malattie. Noi spesso ci troviamo a curare gli stili di vita sbagliati, quasi sempre al giorno d'oggi. Che vuol dire anche fumo, alimentazione e movimento. Esattamente, proprio queste cose, queste condizioni, quindi alimentazione corretta, evitare l'abuso di alcolici, evitare il fumo e muoversi. Quindi questo è lo stile di vita corretto. Detto questo, i vaccini sono stati demonizzati soprattutto nel periodo purtroppo molto triste della pandemia, per vari motivi, diciamo ideologici, motivi di scarsa comprensione di che cosa è davvero un vaccino. Io mi sono trovato a discutere con pazienti chiedendo loro: ma lei è contro il vaccino? Ok, ma mi spiega cos'è un vaccino? Bene, la gran parte delle persone, la totalità di queste persone non è in grado di dirmi cosa sia un vaccino, ed è una cosa banale in realtà. Noi viviamo tanto adesso anche perché esistono e sono stati inventati i vaccini. I vaccini hanno debellato malattie gravissime come la poliomielite, che mieteva vittime, che generava invalidità. Il vaiolo non esiste più al mondo perché ci sono stati i vaccini. Quindi sono state eliminate la difterite, che faceva tuttora in Europa, nell'est Europa soprattutto, è una malattia che crea grossi problemi a livello di grosse fasce della popolazione, soprattutto pediatrica. Noi abbiamo questi vaccini che ci proteggono in modo assoluto, in modo sicuro. Poi qualunque intervento terapeutico, dagli antibiotici che abbiamo citato prima ai vaccini, a qualunque farmaco, può avere dei pro e dei contro, quindi effetti collaterali ed effetti terapeutici, e vanno sempre tenuti in considerazione i pro e i contro, ma i pro sono sempre molto superiori ai contro, a meno che noi non conosciamo un'eventuale controindicazione per quello specifico paziente, oppure c'è anche l'imprevedibile, le reazioni allergiche, ma quelle possono avvenire anche per un alimento, un qualunque tipo di alimento può dare una reazione imprevedibile. Quindi un vaccino, nella fattispecie parliamo di influenza, anti-influenzale, adesso c'è anche quello del Covid perché continua a rimanere, no? Non sono più, è più pericoloso, soprattutto per over 60, non farlo che farlo. Decisamente è più questa pericoloso, è la domanda che tanti si fanno. È più pericoloso non farlo, non solo per gli over 60 o 65, cambia relativamente poco, ma anche per tutte quelle persone che hanno patologie croniche. Parliamo di malattie respiratorie croniche, ho citato l'asma, ho citato la bronchite cronica ostruttiva, ce ne possono essere altre. Queste persone, anche giovani, dovrebbero vaccinarsi per l'influenza, perché una virosi influenzale può riacutizzare la malattia respiratoria sottostante, la può riacutizzare anche in modo violento. Allora ricordo intanto che in Italia ogni anno muoiono per influenza circa 1500-2000 persone. L'influenza di quest'anno è un'influenza molto aggressiva, è una variante K, H3N2, H1N1, sono delle proteine di superficie che cambiano ogni anno, e per questo virus non smette mai di circolare, circola per il mondo, ma a seconda delle stagioni dei due emisferi. Quindi quest'anno è tosta. È molto tosta e ci sta mettendo in difficoltà negli ospedali, è un problema epidemico, non pandemico, ma epidemico, perché è un problema ricorrente, che quest'anno è molto aggressivo. Vediamo gli impatti anche dei costi sociali, ma anche l'incidenza, 6,4 milioni di morti all'anno in Europa.
e quindi con costi 600 miliardi di euro in Europa di costo. Sì. Poi, prego. Sì, questi sono i costi in generale delle malattie respiratorie acute e croniche. L'influenza, come dicevo, quest'anno sta picchiando, diciamo, ogni anno cambia, però è sempre una malattia delicata da gestire anche in una persona sana, perché è parecchio, per pochi giorni quasi sempre, ma per quei pochi giorni è parecchio fastidiosa e invalidante. Il vaccino ci permette non certo di non contrarre la malattia, non è uno scudo di invulnerabilità, ma ci permette di avere una condizione clinica, se contraiamo l'infezione, molto meno aggressiva. Quindi più blanda. Più blanda e meno rischio di polmonite. L'influenza di quest'anno sta dando delle polmoniti molto gravi anche in persone giovani e sane. Perché la polmonite è così pericolosa, dottore? La polmonite è pericolosa, parlando sempre di influenza, chiaramente, perché è una polmonite virale che può sovrainfettarsi poi con infezioni batteriche, che può infiammare in modo più o meno esteso i nostri polmoni, e gli scambi gassosi che noi fisiologicamente riusciamo a svolgere con il nostro apparato respiratorio, i nostri polmoni ci permettono appunto di scambiare l'ossigeno e l'anidride carbonica tra il sangue e l'ambiente esterno, vengono a essere, menomati, vanno a essere meno efficienti a seconda di quanto estesa poi è questa polmonite e di eventuali condizioni preesistenti, quelli che si chiamano comorbidità, cioè patologie associate, e soprattutto i pazienti più avanti con l'età ne hanno spesso più di una, più di tre, anzi quasi sempre, sopra i 65 anni, di patologie cardiache, respiratorie e metaboliche sono quasi sempre presenti nelle stesse persone. La coesistenza di queste condizioni croniche molto diffuse, il diabete è una di quelle, può far evolvere una polmonite in una forma più difficile da trattare, che magari necessita poi di un ricovero, dell'ossigenoterapia, della ventilazione meccanica nelle forme più gravi, nei pazienti ancora più gravi dell'intubazione in terapia intensiva, quindi rianimazione. E abbiamo ricoverato quest'anno persone anche di 30 anni, 20 anni, è morta una bambina proprio qui a Padova di 12 anni per una polmonite da influenza, una bambina sana, perché a volte ha delle manifestazioni infiammatorie nei nostri polmoni molto aggressive, molto violente, che generano una risposta del sistema immunitario magari non troppo misurata rispetto all'infezione, che porta poi a una manifestazione clinica purtroppo a volte o difficile da gestire, a volte drammatica, ahimè. Quindi è necessaria la prevenzione, sostanzialmente. Ecco, nell'ambito della prevenzione, comportamenti corretti, si parlava di stile di vita e anche l'ambiente. Per le persone anziane, visto che ci rivolgiamo a loro, però penso che possa valere anche per un po' per tutti. Ambienti tanto caldi, meno caldi, stare un po' più al freddo, coprirsi di più, andare all'aria aperta, arieggiare, oppure, insomma, ci spieghi un attimo. E poi ovviamente c'è il discorso del fumo, tenendo conto che viviamo in habitat non certo disinquinati, no? Parto dall'ultimo punto, l'habitat inquinato. La pianura padana è la zona, diciamo, l'area geografica più inquinata d'Europa per problemi di tipo strutturale, orografico del territorio, quindi poca ventilazione, montagne che non generano appunto i flussi d'aria, territorio comunque a volte con altitudini depresse dal punto di vista appunto del territorio stesso, rilievi appunto che generano una barriera sostanzialmente. Quindi abbiamo inquinanti che noi respiriamo quotidianamente, da tutti gli inquinanti del traffico veicolare, del riscaldamento, l'inquinamento industriale, ossidi di azoto, di zolfo, benzene, l'ozono, ne abbiamo quanti ne vogliamo. Questi già di per sé non ci aiutano, generano morti essi stessi. L'Unione Europea è molto attiva da questo punto di vista, dal punto di vista della decarbonizzazione. Purtroppo non può bastare un solo continente, ma dovrebbe essere un movimento generale globale, perché il mondo è unico e l'aria è unica. L'altra questione invece? L'aspetto invece rispetto alle temperature e a come comportarsi nel periodo freddo. Allora, quello che è importante è intanto evitare gli sbalzi di temperatura. Lo shock termico, che sia d'estate con l'aria condizionata caldo-freddo, piuttosto d'inverno, ambiente molto caldo all'interno, molto freddo fuori, genera nel nostro organismo quella che noi chiamiamo perfrigerazione, quindi un colpo di freddo, detto più volgarmente. Sì, fa malissimo perché inibisce il nostro sistema di difesa delle mucose respiratorie, come se lo paralizzasse,
per un tempo variabile e ci fa sì che qualunque tipo di germe, qualunque tipo di situazione, anche che duri un istante, che in quel momento è presente, quella paralisi di questo sistema respiratorio per questo colpo di freddo, questo shock termico, questo sbalzo termico in più o in meno, genera un grosso danno nel nostro organismo, quindi ci può venire una sinusite, un raffreddore piuttosto che una polmonite. Certo, siamo proprio in chiusura adesso, Sì. quindi un consiglio al volo. Per quanto riguarda le abitudini riguardo all'ambiente di casa, non tenere i riscaldamenti troppo alti, temperature non oltre 19 gradi, coprirsi quando si esce ma cercare di evitare di sudare, cercare di acclimatarsi tra l'ingresso e l'uscita da ambienti con temperature con dei gradienti di temperatura di differenza di temperatura molto diversi, quindi cercare di fare le cose in modo progressivo, in modo cauto. E quindi in questo modo cercare di evitare appunto questi shock termici. C'è un alimento che può essere un salvifico? Ma l'alimentazione in generale, l'alimentazione equilibrata, la dieta mediterranea è utile per mantenerci in salute. Sicuramente gli alimenti ricchi di antiossidanti sono importanti, quindi frutta, verdura sono molto utili, gli alimenti anche ricchi anche di sali minerali e vitamine. Eviterei troppa carne rossa, troppi grassi, che purtroppo è un problema anche questo difficile da gestire, qui si apre un altro capitolo ancora, quindi un'alimentazione leggera, che ci permetta di idratarsi e che ci permetta di ottenere tutti quei micronutrienti essenziali per la nostra salute. Siamo giunti al termine, vorremmo parlare ancora tanto con lei, speriamo ancora di avere la nostra ospite, Volentieri. ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie naturalmente, devo fare proprio una battutissima che... No, state sintonizzati in FNP perché noi queste iniziative, come vedete, le facciamo spesso e le facciamo con personale, con dei professionisti preparati. Molto qualificati, assolutamente. Grazie a FNPCIS, grazie naturalmente al nostro esperto, grazie a lei dottore e a voi di averci seguito, appuntamento a presto.